ricevuto una telefonata da un mio cliente che mi chiama e mi dice: guarda, hai sentito il telegiornale che stanno per chiudere Vo? Pensavo mi prendesse in giro. Invece sono arrivato a casa, ho acceso la TV, stavo per mangiare e lì mi è passato completamente l'appetito. Era lontano da noi questo virus e ritrovartelo in paese, e soprattutto qui il primo deceduto, Adriano, abita 400 metri da casa nostra, da dove siamo ora, e quindi la paura era tanta. Quanti concittadini avete perso? Sfortunatamente ne abbiamo persi 3. Rendiamoci conto che avremmo potuto avere molte altre vittime se non fossero stati attuati i 2 screening che ci hanno permesso di isolare i positivi al Covid. È in queste ore di smarrimento che il sistema sanitario veneto non perde la bussola e trasforma Vo nel teatro di una mappatura senza precedenti nella storia. Su indicazione della regione, i volontari sottopongono a tampone i 3.000 voensi, ormai isolati dal resto del mondo. Il risultato è un archivio dal valore inestimabile che cancella definitivamente i dubbi sul ruolo degli asintomatici. Quanti erano gli asintomatici sui malati totali? Circa il 45%. E la loro carica virale era sufficiente? La loro carica virale è assolutamente identica a quella dei sintomatici. La base nella cura di una epidemia è identifica il malato, isola il malato, cura il malato. Nel nostro caso non abbiamo ancora la cura e senza i tamponi non riusciamo a identificarlo. L'Università di Padova adesso ha alzato ulteriormente l'asticella studiando la genetica della popolazione voense. Perché siccome ci sono tantissime situazioni che non riusciamo a spiegarci, perché il marito resta negativo con la moglie positiva, la famiglia in cui 3 sono positivi e 1 resta negativo pur vivendo insieme, vogliamo capire se ci sono anche delle basi genetiche. All'ospedale di Padova le notizie in arrivo dalla Cina destano allarme sin dalle prime ore. Il modello veneto nasce da un'email. 20 gennaio io ho un documento che mi viene inviato dal professor Grisanti che dice: noi siamo in grado di fare diagnosi strumentale. Il modello veneto rispetto al coronavirus io lo chiamerei tempestività. Quando c'è stato il primo morto, il giorno dopo avevamo chiuso un ospedale, avevamo chiuso un paese. La prima mente dietro il modello veneto è romana. A telecamera spenta il direttore Flor non si riferisce mai al professor Crisanti per nome, semplicemente lo chiama il nostro Maradona. È su di lui che si è concentrato il fuoco della polemica sui tamponi, col Veneto a testare dal principio anche gli asintomatici, malgrado le direttive dell'OMS prevedessero il contrario. Vedendo quello che succedeva in Cina ho detto: senti, e qui bisogna ci attrezziamo. Cos'è il dibattito sui tamponi visto dal Veneto? Come le sembra? Ma guardi, a volte mi sembra incomprensibile perché le difficoltà e le problematiche che emergono in questo dibattito noi ce le abbiamo avute, ma abbiamo via via risolte in modo costruttivo. C'è chi sostiene che con la vostra politica dei tamponi voi abbiate violato le regole. E vabbè, stavamo violando le procedure, ma alla fine chi è che ha fatto il bene degli italiani? C'è stata una certa lentezza e c'è stata anche tanta confusione legata alle direttive dell'OMS che penso adesso tutti quanti riconoscono che sono state totalmente sbagliate. Io penso che alla fine di questa epidemia l'OMS sarà chiamata a rispondere e penso che dovrà cambiare molto. Cuore della strategia, la protezione del personale sanitario in uno degli ospedali più grandi d'Italia. Personale dal 23 di febbraio all'ordine di indossare i dispositivi di protezione. Abbiamo fatto i salti mortali perché questi non venissero mai meno. Siamo arrivati a dire e a imporre che senza mascherina uno in ospedale non può lavorare. Da almeno un mese noi sottoponiamo tutto il personale che è a contatto con il coronavirus ogni 10 giorni al tampone e il resto del personale, compreso area amministrativa e persone non a contatto, ogni 20 giorni li sottoponiamo a tampone. Questo laboratorio processa da solo la metà dei tamponi regionali, merito anche di una macchina straordinaria.
L'altra tecnologia utilizza dei puntali per trasferire i reagenti, questa invece utilizza delle onde sonore per trasferire i liquidi da una piastra all'altra. Quanti campioni processa questa macchina e quanti ne processava la vecchia? Allora, in 15 minuti ne fa 384, questo ci mette un'ora e mezza per farne una da 96. Abbiamo parlato con la regione che ha detto andate avanti, acquistate questo macchinario, l'abbiamo acquistato ordinato il lunedì. Eravamo disposti ad andarcelo a prendere con un mezzo nostro, addirittura c'era stata l'ipotesi di andare a riprenderlo con l'elicottero. Dopo 2 giorni la macchina era qui. Oggi questa è una macchina che ricade nell'embargo che Trump ha imposto e ha bloccato l'esportazione di questo tipo di macchine. Quanto l'avete pagata? Costa 304.000 IVA compresa. Il passo successivo alla raccolta dati è la loro sistematizzazione, da cui passano anche le scelte sulla fase 2. E noi siamo la regione del mondo che ha fatto il più alto numero di tamponi rispetto al numero di abitanti, ma da subito, fin dalla prima sera, il 21 febbraio. Ma non basta fare i tamponi, bisogna anche tracciare e rincorrere il virus, perché i tamponi devono essere fatti in maniera mirata. È come andare a pescare con la canna da pesca anziché con la rete. Allora, su questa schermata vediamo dei pallini rossi che raggruppano un certo numero di infetti. Di questa persona noi abbiamo tutti i dati, quindi codice fiscale, data di nascita, ultimo esito del tampone. Ogni persona che io individuo è un fronte del contagio che io interrompo. Ma oltre al lavoro di intelligence, un elemento strutturale dell'approccio veneto è l'integrazione fra ospedale e territorio, oltre alla quota residuale della sanità privata. Un approccio opposto rispetto a quello lombardo. In un territorio vasto come il bellunese e con una popolazione fra le più anziane d'Italia, questo dialogo si è rivelato decisivo. Il tampone verrà fatto al più presto possibile, intanto sono isolati e vengono già presi in carico. Quella riunione prevede che ci siano specialisti ospedalieri, medici del territorio, medici delle RSA, in modo da coordinare tutti quanti a fare delle cose, diciamo, in sintonia. Ne fate una al giorno, no? Ne facciamo una al giorno, tutti i giorni. Quali sono le modalità per fare un tampone? Si può arrivare per chi, diciamo, non ha sintomatologia e vuol fare solamente un tampone, addirittura rimanendo in macchina e facendo il tampone, abbassando il finestrino e poi andandosi a casa. Cosa fate per proteggere le case di riposo del territorio? Allora, prima di tutto la diagnostica per quanto riguarda non solo le persone ricoverate nelle case di riposo, ma anche gli operatori sanitari. La divisione fra le persone positive e quelle negative, addirittura nella RSA quando è possibile, oppure li avviamo in ospedale. Parte degli anziani è stata accolta negli ospedali di comunità, un'innovazione testata per prima nel bellunese. Sono delle strutture dedicate a persone che richiedono un'assistenza infermieristica, ma non tale da prevedere ospedalizzazione. Gli ospedali di comunità sono tuttora il polmone, diciamo, che ci consente di garantire lo stesso le attività ordinarie all'interno delle strutture e non inviare al domicilio i pazienti troppo presto. Il Covid ha dimostrato la necessità di una grande flessibilità nel prevedere le reazioni. È stata una fatica quotidiana, anche nell'utilizzo stesso del personale. Abbiamo chiuso reparti, ne abbiamo attivati degli altri. È stato veramente un lavoro molto dinamico. Speriamo di non dover avere una seconda puntata.